al ristorante, ordini un risotto ai funghi ed è buonissimo, poi provi a rifarlo a casa e non sa di niente. Niente panico, perché in questo video vi mostrerò come preparare un risotto ai funghi in casa in modo semplice ma veramente buono come al ristorante. Finalmente ragazzi siamo tornati più carichi che mai. Lei è Alessia, io sono Eric, insieme siamo Elefante Veg. Vi trovate nella cucina di Elefante Veg, ancora per poco in questa cucina perché i più affiatati sanno benissimo che abbiamo fatto dei lavori in questi mesi e presto ci troverete nel nuovo studio di Elefante Veg, quindi una nuova cucina, una nuova location per tutti i nostri contenuti. Ma siamo sempre noi, Noi siamo sempre noi, non cambiamo. Iscrivetevi al canale perché per noi è super importante e direi che possiamo iniziare con questa ricetta. Io sento già un profumino di risotto ai funghi. Com'è possibile? È ancora tutto crudo. È ancora tutto da fare. Io già mi porto avanti. Andiamo. Iniziamo subito con gli ingredienti e partiamo dai funghi, la nostra base. Attenzione perché la scelta dei funghi è importantissima per avere un buon risotto, quindi vediamoli. Ci serve una parte di funghi freschi, qui ho circa 80 grammi, e una parte di funghi secchi, qui ne ho circa 20. I funghi freschi che vedete oggi sono i finferli, che si trovano proprio in questa stagione, ma se non li trovate vanno benissimissimo gli champignon, quelli che veramente sono in tutti i supermercati. Se non sapete quali sono, Eric vi lascerà qui un disegnino del fungo champignon, vero? Esatto. I funghi secchi invece devono per forza essere porcini, perché è proprio il porcino che ci dà quel profumo, quella meravigliosità del risotto del ristorante. Quindi funghi secchi li trovate praticamente veramente in tutti i supermercati, vicino a dove mettono il dado, a volte le spezie. Li nascondono bene. Normalmente sono proprio in fondo, non è che sono tanto facili, però se chiedete veramente li hanno tutti. Una volta eravamo al mare, l'abbiamo chiesti al commesso e li ha cercati sotto la cassa. È vero, ce li aveva in cassa. Perché non porcini freschi? In realtà potreste anche, andrebbe benissimo, però sono cari. Signora, ci vanno i soldi! Quindi magari, insomma, non ce lo possiamo permettere tutti i giorni un risotto ai funghi porcini freschi. Quelli secchi sono tutto sommato abbordabili. Abbordabili, sì, abbordabili. E prima di andare avanti con gli altri ingredienti, la primissima cosa da fare è mettere in ammollo i porcini secchi, perché se non li mettiamo in ammollo rimangono duri. Ho messo a scaldare un pochino di acqua, adesso è tiepida, quindi la verso sopra. Semplicemente così li tengo per una decina di minuti mentre preparo gli altri ingredienti. Per averlo bello saporito ci servirà anche uno spicchietto d'aglio, un terzo di cipolla, può essere rossa, bionda, va benissimo, e poi come tocco magico io utilizzo le erbe di Provenza, che sono queste qui, che è un mix che trovate già pronto, che contiene al suo interno rosmarino, origano, insomma lo rende molto profumato. E per finire chiaramente ci serve del riso. In questo caso io l'ho preso Carnaroli, ma anche un altro riso adatto per risotti ma che sia di buona qualità. Mi raccomando, è importante perché ci sono alcuni risotti che cioè alcuni risi che veramente sono gommosi, non si possono vedere. Come sempre una domanda per tutti voi: il vostro risotto preferito? Scrivetecelo qua nei commenti. Io appena ho formulato questa domanda ho pensato anche al mio preferito. Qual è? E mi è venuto in mente quello alla zucca. Che buono! Per prima cosa taglio finemente la cipolla e la metto nella nostra pentola. Aggiungo un paio di cucchiai d'olio e porto sul fuoco. Mentre lascio soffriggere la cipolla per un paio di minuti vado a tagliare i funghi. Comincio con questi freschi, l'importante è che siano ben lavati, che non ci siano tracce di terra. Li uso per intero, quindi tutte le loro parti, e li taglio semplicemente a pezzettini più piccoli che posso. Giro io qui nel frattempo, Bravo assistente. Questi fanno un profumo veramente squisito. Ora che la cipolla è abbastanza doratina, vado ad aggiungere lo spicchio d'aglio. Attenzione, non aggiungiamolo subito perché si brucia e poi non ci piace il gusto. Aspettiamo che diventi dorata e poi lo aggiungiamo. Una volta aggiunto l'aglio possiamo aggiungere anche subito i nostri funghi freschi.
Aggiungo subito anche del sale, così rilasceranno la loro acqua, e mescolo bene. A questo punto i miei porcini sono belli morbidi, vedete? E quindi gli do una sciacquata veloce sotto l'acqua, facendo attenzione a rimuovere tutte le tracce di terra, e poi taglio anche loro. E ritornando a parlare dello studio, ragazzi, seguiteci su Instagram perché stiamo dando delle piccole preview del nostro nuovo spazio, quindi vi invito calorosamente a seguirci anche lì. Tra poco, a brevissimo, faremo anche un video di presentazione della nuova location, anzi scriveteci nei commenti se lo volete, perché se non lo volete rimaniamo a casa, non andiamo più in studio. Io sto fremendo davvero, ragazzi, non vedo l'ora di farvi vedere le ricette da lì. Ma adesso siamo qua, quindi continuiamo con questo. Esatto. Sono sminuzzati, quindi li vado ad aggiungere alla pentola con gli altri. Questo è anche il momento di aggiungere le erbe aromatiche, quindi mezzo cucchiaino basterà. Non vi arriva un po' di profumo da casa? No. Secondo me un po' sì, lo sentono, guardando questa meraviglia un po' si sente. Aggiungiamo ora il nostro riso, qui ci sono 200 grammi perché siamo un po' mangioni, quindi 200 grammi di riso, lo metto tutto. Adesso lo facciamo tostare un pochino. Esatto, proprio un minuto. E dopodiché aggiungiamo del brodo vegetale oppure dell'acqua. In realtà io oggi non ho il brodo vegetale, quindi userò dell'acqua, ma va benissimo perché il brodo vegetale veramente non ce l'abbiamo quasi mai. Quindi vado semplicemente con dell'acqua. Io aggiungo acqua abbastanza, finché non vedo più chicchi di riso, come ora. Quindi deve coprire il contenuto? Deve coprire totalmente il contenuto, ma è possibile poi che ci chiederà più avanti un pochino di acqua in più. Il risotto te lo dice in base al riso, in base a cosa ci hai messo dentro. Quindi iniziamo così, attendiamo il bollore che si asciughi pian piano, e se vediamo che gli manca un pochino d'acqua gliela aggiungiamo, ma a quel punto già bollente. Quindi potreste già portarvi dell'acqua in un pentolino, farla bollire, pronta per la necessità. Importantissimo, stavo dimenticando, aggiungiamo un pochino di sale perché ne abbiamo messo un pizzico prima, quindi adesso ne aggiungiamo altro. Benissimo, è pronto, ragazzi, vieni a vedere. Guarda che cremosità, io ci ho aggiunto ancora un pochino dell'acqua che avevo messo a bollire. L'ho assaggiato ora, è perfetto. Mamma mia che buono. Dai, assaggia anche tu. Assaggio anch'io? Ci sei? Ma questo è da ristorante stellato. Applausi. Addirittura. Senza burro? Sì. Senza parmigiano? Ma chi le mette? Senza... Ma nel 2021, ma chi le mette ancora quelle cose? Perfetto, io spengo il fuoco e sono pronta ad impiattare. Mamma mia che colore! Completo con un rametto di timo e voilà! Il mio risotto ai funghi, come al ristorante, è pronto, ma fatto in casa. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che proverete questa ricetta anche a casa vostra. Chi lo sa, magari il prossimo video ci trovate nel nostro nuovo studio. Chi lo sa, scrivetecelo nei commenti se volete che il prossimo video lo giriamo in studio. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao! Andiamo a mangiare.